flip è il nome di questa sfida. E allora, chi sarà a partire? Credo Gunther, dammi un cenno quando sei pronto. Gunther ha vinto a Pavia. E allora Gunther, 3, 2, 1, parte la sua run e la sua corsa all'interno di questa World Final. È la seconda volta che l'italiano prende parte alle World Final. L'altra volta era il suo compagno di team dal Future Team nel 2008 a San Paolo, Brasile. Questa volta è stato lui a trionfare contro molti bowlers che poi vedremo nei prossimi giorni anche qua a Lecce. Uno è qua a fianco a me, dal fast food, uno dei team italiani rappresentati nella finale nazionale. Rappresenta il Future Team anche nel leader, e invece lui rappresenta il Perù. Io non so perché, ma secondo me prima o poi vedremo un trick in particolare. Oh no! No! De ahí sí, 3, es contra este que es el italiano, contra uno que no sabemos dónde es, Peter, y contra Charlie. Ah, ¿es checo? La cuffia del capo sopra il poi, ya llegó. Mi aspetto di tutto. Ah, está allá al fondo. ¿La viste? Está atrás de la wing. Da Guglielmo Poltrich. Ah, rápido fue, felizmente. Eccoci qua. Non so se hai visto quante magliette su. Perché lo fa continuamente, se fa un aranzolo così. E adesso lei è un po' di quantità per Gunther. Più tecnico, una tecnica Fernando Perdetti, da quando a maggio si è qualificato a Pavia per la finale mondiale. Il pallone porta i colori nazionali. Dovremmo sostenerlo in questa road to Saturday Night. Ancora un bel applauso per Gunther Schelling. Ci abitueremo a conoscerlo bene. Para el tiempo, weón. Ya tiene que terminarlo porque pasaron 30 segundos. Sí, claro. Credo sia finita, c'è un problema tecnico, finisce così, chiude così, ok, c'è stato un problema, adesso lo stiamo sistemando e adesso dai gli applausi per Poltrich. Tanto io ho tutto sull'orologio, ho finito, e poi facciamo un applauso per Gunther. E allora vediamo questo esordio di Gunther e del Perù nella sfida. Intanto dove pensa i nostri giudici, allora 3, 2, 1. Poltrich, Gunther, purtroppo Poltrich vince di misura contro Gunther. Dai, facciamogli questo applauso a Gunther per le prossime due che avrà oggi. E non che Gunther, lo sai tu, lo sai il pubblico che ti sosterrà. Facciamo un applauso al peruviano che oggettivamente con un po' di screen trick ha preso la folla. Prossima sfida sarà?